Stamattina cominciamo molto presto, sono le 5:30, insieme con il comandante della Polizia Municipale Messina proveremo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città. Fermati. Presidente ad Alcamo, da Alcamo viene, signore, ad Alcamo non li butta a Palermo. Stiamo verbalizzando per il fuori orario, il conferimento fuori orario. 166 e 67. Un sacchetto lei, lei lo sa quante volte abbiamo fatto questa mattina? Forse non siete, io ho sbagliato, No, ed è giusto che fate. Io la prossima volta passate da quello che non lo farò mai più. Il tema è che non si doveva fare prima, perché altrimenti questa città non la finiamo, noi dobbiamo finire. Ha ragione. Siamo ormai a più di 15 multe su questa strada, tutte persone che vengono da Carini, Capaci, Alcamo. Io credo che è il momento in cui dobbiamo assolutamente tenere un pugno duro se vogliamo tenere veramente questa città pulita. Anche fuori dal cassonetto. Il massimo, poi ci lamentiamo che la città è sporca. Tutto c'è. Mi dà un documento, abbiamo poco da discutere. La patente di Allora non abbiamo. Scusi, dovevo riaprire per favore, scusi. questi sono rifiuti, quelli che trasporto sono rifiuti. Però devono essere trasportati con un formulario identificativo dei rifiuti e con un veicolo autorizzato al trasporto, così non lo è sicuramente. E quindi il camion va sequestrato, perché è un reato penale. Ci favorisce un documento